Buongiorno, buona giornata. Tanti fatti di cronaca oggi in questa edizione di Focus TG. Vediamo subito la novità, l'ultima novità, ed è una svolta importante nella strage del bus della cavalcavia di Mestre. Lo sterzo era rotto, la perizia sul mezzo ha riscontrato la frattura dell'impianto di direzione, quindi non si sarebbe trattato di un malore dell'autista come si era ipotizzato, ma proprio un guasto meccanico. Andiamo subito adesso in diretta a Bassano del Grappa per l'incendio che è divampato nell'ex Hotel Colonial. È stato recuperato il corpo del cinquantenne che è morto tra le fiamme. Subito alla linea Vanessa Banzato. Chiudere i microfoni. Sei in diretta Vanessa. Mi sente? Pronto? Non sento nulla. Sì, direttore, perdonami ma non sentivo nulla. Ci troviamo proprio in Viale Venezia, dove ieri sera c'è stata la macabra scoperta. Un uomo è stato trovato carbonizzato all'interno di una struttura adiacente all'ex albergo Continental, un edificio da decenni ormai in disuso. Pare che la persona morta carbonizzata all'interno trovata fosse un senza tetto che già in altre occasioni era stato allontanato dalla polizia locale, cercava di trovare riparo a quanto pare all'interno proprio di questa struttura, di questo edificio. Lo scorso 4 gennaio, se non erro, mi trovo con l'assessore alla sicurezza proprio di Bassano del Grappa, Claudio Mazzocco, era stato fatto un intervento da parte della polizia locale perché erano intervenuti anche i vigili del fuoco, perché si era verificato un altro principio di incendio all'interno della struttura. 2 interventi nel giro di pochissimi giorni, tra l'altro. Che si può fare? Abbiamo sentito anche alcune persone, assessore, voi dite abbiamo in più occasioni siamo intervenuti per cercare di arginare la presenza di queste persone, per cercare di bloccare gli accessi, però chi magari si trova al freddo, che non ha un riparo, trova il modo per entrare. Questa volta anche questa persona ha cercato in tutto e per tutto di entrare all'interno dell'edificio, ha cercato di scaldarsi, forse ha acceso questo fuoco per cercare di scaldarsi, ma poi le fiamme hanno avuto il sopravvento, il fumo l'ha intossicato e lui è morto carbonizzato. Voi dicevate in tante occasioni siete intervenuti, ma cosa bisogna fare qui? Non sappiamo neanche noi cosa bisogna fare. Noi siamo intervenuti una prima volta, non abbiamo trovato il soggetto che si sospetta sia quello deceduto nel rogo. Siamo intervenuti una seconda volta, abbiamo trovato il soggetto, abbiamo spento il farò che aveva acceso, che era ridotto in quel momento a delle braci. Abbiamo allontanato il soggetto dalla struttura, abbiamo fatto murare l'edificio. Siamo intervenuti anche 2 giorni dopo per verificare che in quel frangente nessuno era entrato. Adesso però ci troviamo con una persona che è deceduta, avendo ripreso le abitudini che aveva, purtroppo è andata così. Tra l'altro già negli anni passati era stata richiesta la muratura di alcuni accessi dell'ex albergo Continental, perché si erano verificati episodi simili, più che altro erano magari giovani che si ritrovavano alla sera. Mi ricordo almeno una quindicina d'anni fa si ritrovavano questi gruppetti di ragazzi. Sì, avevate provveduto a chiudere, una cosa che si ripete ciclicamente, però questa volta insomma c'è stata una persona che ha perso la vita. E tra l'altro chiedo a Renzo Rigon cortesemente di inquadrare le orchidee che sono state lasciate proprio qui per rendere un ricordo, rendere omaggio a una persona che era senza tetto, ha cercato un riparo e ha perso la vita. C'è da mettere a fianco tante realtà che succedono in questa città.
Purtroppo sì, e noi quando possiamo li indiziamo verso i servizi sociali che stanno facendo, ci sono altre organizzazioni che si occupano di questi, però molte volte alcuni di questi non vogliono essere aiutati. C'è da dire una cosa, la proprietà è privata? Sì, la proprietà è privata, per cui spetterebbe loro anche l'onere di impedire l'accesso a queste persone. E a oggi siete intervenuti sempre solo voi come comune? Sì, siamo intervenuti noi come comune, facciamo quello che possiamo, ci sono anche altre realtà che stiamo monitorando per far sì che non avvenga quello che è avvenuto qui. Ecco, un'ultima cosa, proprietà privata, ma i privati, i proprietari di questa struttura cioè non si fanno sentire, non vi siete messi in contatto con loro, non avete premuto affinché possano sistemare e rendere in totale sicurezza questa struttura? Beh, è una cosa che facciamo sempre quando interveniamo, avvisiamo la proprietà anche del nostro intervento, perché deve essere, delle volte non è sempre possibile, certo, perché è proprietà privata, li avvisiamo e questi sono a conoscenza delle condizioni del loro stabile. Molte opere non operano, non possiamo però neanche costringerli. Certo. E allora adesso si provvederà al riconoscimento del corpo della persona che sarà trovata carbonizzata all'interno dell'edificio, perché sì, si presume che sia un nordafricano, un cinquantenne nordafricano che cercava appunto rifugio all'interno di questa struttura. Non è però sicuro. Assolutamente, finché non fanno il test del DNA non può essere dato un nome a questa persona che è deceduta. Abbiamo dei forti sospetti ma nessuna certezza. Direttore, per il momento da Bassano del Grappa è tutto, ti ricevo la linea. Grazie. Purtroppo non avevamo immagini di copertura delle fiamme che hanno avvolto questo ex Hotel Continental. Andiamo adesso a Vicenza, invece, dove c'è Daniele Garbin con il sacerdote che ha scritto ad un ladro dopo l'ennesimo furto a Vicenza, ovviamente perché è un periodo in cui ci sono spaccate e furti. A te, Daniele. Sì, grazie, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, con me c'è Don Andrea Dani, il parroco della parrocchia di San Giuseppe al quartiere Ferrovieri, di Sant'Antonio e Ferrovieri, e in questo momento siamo proprio qui per parlare proprio di un fatto increscioso, una lettera che è stata scritta dal parroco per un episodio. Proviamo a ripristinare il collegamento. No, qui c'è l'inserimento di un altro collegamento da Cadoneghe. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Garbin. Prego, vediamo. Vai Daniele, vai. Pronto? Sì, ecco, dicevamo, riepilogando, ecco, siamo nella parrocchia di Sant'Antonio. Don Andrea Dani con me stava proprio dicendo che è successo un fatto increscioso. Durante una cerimonia, un funerale, è stato rubato all'esterno la cassettina delle offerte e insomma è un episodio veramente che lascia basiti. Insomma, c'è una rete di solidarietà in quartiere, ma questo ennesimo furto, che parla anche di un disagio, l'ha stupito. Insomma, ha ritenuto proprio di fare una lettera in tono semisserio, ma adesso ci racconterà Don Andrea, insomma, rivolgendosi direttamente al fratello ladro. Sì, dopo questo episodio, che in sé non ha nulla di eclatante perché all'interno della cassettina presumo ci saranno stati solamente pochi spiccioli, ho voluto con un po' di ironia rivolgermi al fratello ladro innanzitutto per condividere con la comunità quanto era accaduto, scrivendolo appunto sul foglio degli avvisi settimanali, e poi appunto per rivolgermi a questo fratello scherzandoci anche un po' su, ironizzando sul fatto che probabilmente avrà dovuto faticare un po' ad aprire la cassetta, corrompendola e trovando pochi spiccioli all'interno. Al di là dell'ironia,
desideravo lanciare anche e condividere questo messaggio. Forse talvolta basta chiedere aiuto. Ecco, proprio ieri mi sono incontrato con il gruppo delle volontarie Caritas, del centro ascolto Caritas della nostra unità pastorale, che settimanalmente aiuta con la borsa della spesa, pagando qualche bolletta, 80 famiglie della nostra unità pastorale. Ecco, giustamente il direttore ricordava, è stata anche una notte di spaccate poco lontano da qui, neanche 1 chilometro, ci sono state proprio 3 spaccate questa notte, quindi continua l'escalation di furti e aggressioni. Per questo fatto in sé può sembrare marginale nella sua entità, ecco, però la cosa importante è che avviene un periodo in cui effettivamente le persone si guardano intorno, escono, c'è un senso di insicurezza, ecco, su questo, don Andrea. Certo, sì, lo comprendiamo, ecco, anche da quanto ci dicono le notizie, che la situazione non è facile, ecco. A dire il vero non mi sento competente, ecco, nell'esprimermi sulle ragioni, sui motivi. Presumo che ci sia anche una complessità di fattori, di elementi. Mi viene solamente da condividere una riflessione. Se penso anche solamente al nostro quartiere, c'è una rete, ecco, di dialogo, di sostegno, di comunicazione, di aiuto che è efficace, che lavora. Ecco. C'è volontariato, c'è presenza di persone che si occupano anche degli altri. Credo appunto che si tratta di far conoscere anche questo aspetto, no, delle nostre realtà, dei nostri paesi, della nostra città. C'è una rete di sostegno alla quale ci si può rivolgere. Talvolta, mentre guardavo il video, ecco, delle nostre telecamere, della videosorveglianza, attraverso il quale abbiamo visto chi è stato, ecco, a rubare la cassettina, pur non identificandolo, ecco, di persona, pensavo fra me e me: ma cosa spinge ciascuno di noi a compiere il bene o a compiere il male? Cos'è che ci permette di decidere se una cosa è buona o meno? Ecco, già qualche aspettativa che possa in qualche modo farsi vivo. Ecco, diciamo che la lettera è stata inserita nel bollettino settimanale ed era una lettera aperta ai cittadini. Certo, io non mi aspetto che il fratello ladro si rivolga a me o a noi, tantomeno per scusarsi, ecco. Però l'invito, il desiderio lo esprimevo. Se la prossima volta, ecco, ti capitasse di aver bisogno di aiuto, basta chiederlo, insomma, e condividere la situazione che vivi e magari la affrontiamo anche insieme. Perfetto, grazie don Andrea. Grazie. Direttore, se non hai qualche domanda io restituirei la linea allo studio. No, solo i complimenti a don Andrea, parroco di Sant'Antonio, per un gesto sicuramente apprezzabile e improntato a quella che in genere è una comprensibile, a quella che in genere non è un'ostilità, è un'ostilità nei confronti dei ladri, no? Ed è comprensibile che sia così. Questo è un gesto affettuoso di un parroco del nostro territorio che fa ovviamente il suo mestiere di sacerdote e cerca di risolvere in qualsiasi modo, anche in questo modo, dei problemi che riguardano tutta una comunità. Andiamo avanti con la cronaca. Una donna di 30 anni è morta in un tamponamento che ha coinvolto 3 automobili, ancora sul fronte degli incidenti. Questo è avvenuto dopo la mezzanotte lungo l'autostrada A4 nel territorio del comune di San Bonifacio, in provincia di Verona, sulla corsia in direzione di Milano. Sul posto intervenuti gli operatori del SUEM 118 con ambulanza e automedica, polizia stradale, vigili del fuoco. A causa della violenza dell'urto, secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo dell'auto. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di San Bonifacio. La vittima è una 33enne residente a Verona, originaria della zona di Palermo. Il guidatore dell'altra auto è stato invece condotto all'ospedale di San Bonifacio in codice giallo e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Adesso andiamo a Cadoneghe, il paese delle multe da autovelox che hanno sollevato le proteste dei multati, tantissimi automobilisti che hanno manifestato per tanto tempo. Poi queste multe, in seguito a una vicenda che riguarda il comandante dei vigili urbani, sono state annullate, ma i multati aspettano ancora le delibere dell'annullamento. A te Chiara Gaiani, a te Chiara.
Direttore, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo qui con uno di quelli che è stato uno dei volti più noti del Comitato Spontaneo dei Multati, Andrea Rossi. Come dicevi, è vero, i tempi sono davvero molto lunghi e a fine novembre il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha annunciato che a seguito di un parere pro veritate steso dal legale che era stato preso come consulente del Comune di Cadoneghe, tutti i procedimenti, 58.000 le multe scattate da questo e dall'autovelox che si trova poco lontano, in poco più di 2 mesi di funzionamento, anzi 1 mese e mezzo di funzionamento. Su questo la Procura di Padova da subito aveva aperto un'indagine, adesso è stato chiesto il processo per 2 agenti della Polizia Locale, uno dei quali l'ex comandante. Allora, prima di sentire Andrea, sentirei il servizio che abbiamo preparato come redazione di Padova. 17.000 multe sono state già annullate, ma la macchina della giustizia va avanti sul caso delle 58.000 sanzioni scattate in poco meno di 2 mesi dai 2 velox posizionati lungo la strada 307 del Santo a Cadoneghe. Dopo averli iscritti nel registro degli indagati, la Procura di Padova ha chiesto il processo per l'ex comandante dei Vigili di Cadoneghe e un altro vigile. Per loro le accuse sono di falso in atto pubblico e per l'ex comandante anche di tentata concussione. Nel mirino degli inquirenti la taratura dei 2 apparecchi accesi lungo la strada del Santo. Il regolamento del Ministero degli Interni prevede infatti che prima di essere attivati gli apparecchi misurino la velocità di almeno una ventina di mezzi in corsa, cosa che non sarebbe stata fatta, anzi i 2 indagati avrebbero redatto falsi atti pubblici dopo la richiesta arrivata dal sindaco Marco Schiesaro di chiarimenti. Nel frattempo, dopo la decisione annunciata dal primo cittadino a fine novembre di annullamento di tutte le multe, procede l'attività degli uffici. A gennaio sono state bloccate le 16.000 multe non ancora notificate. Con determina pubblicata nell'albo pretorio si è messa la parola fine su altri 658 procedimenti. Si andrà avanti così, spiega l'amministrazione, a blocchi di 500-600 procedimenti fino a esaurimento, con i moduli presentati dai cittadini controllati uno a uno per verificare che tutto sia fatto in modo corretto. Ecco, lo abbiamo sentito dal servizio, blocchi di 500-600 procedimenti che verranno esaminati con meticolosa cura. Voi avevate avuto un faccia a faccia con il nuovo comandante Andrea Rossi della Polizia Locale di Cadoneghe, che vi ha assicurato che ci vuole solo pazienza di fatto, ma che il percorso, il lavoro sarà davvero certosino. Sì, abbiamo avuto un incontro molto proficuo con il comandante della Polizia Locale, il nuovo comandante della Polizia Locale di Cadoneghe, il quale ci ha dato rassicurazioni sul fatto che tutte le sanzioni saranno annullate. Certo, la mole, i numeri sono, come sappiamo, stati stratosferici, qualcosa di incredibile, e per cui ci vogliono dei tempi tecnici e anche di natura amministrativa per assolvere a tutti gli adempimenti formali, perché verranno fatte delle verifiche sanzione per sanzione, verbale per verbale. Ecco, la prima determina, voi l'avete vista come multati, le sue multe non ci sono. Allora sì, la prima determina l'abbiamo vista, alcuni hanno visto il loro numero di verbale comparire nella determina, quindi hanno sicuramente esultato, a conferma di quanto ci si era detti con il comandante. Le mie onestamente non ci sono, ma confido in tutta sincerità che prima o poi compaiano. Ecco, un caso, ne parlavamo poc'anzi, con questo concludiamo, che è destinato a fare scuola. Decisamente non era mai accaduto che un comitato di cittadini spontaneo, neppure organizzato, riuscisse in quella che sembrava davvero un'impresa da Ercole contro Golia. Sì, è vero, quello che dice è verissimo, ha vinto l'unione, ha vinto la solidarietà, ha vinto il sentire comune di molti cittadini che hanno percepito, hanno capito fin da subito che sicuramente le cose non erano andate come dovevano andare. Allora davvero ringraziamo Andrea Rossi, correggo la citazione, non era certo Ercole ma Davide contro Golia, e ringrazio anche il collega Cristian Roque Allende da Cadoneghe, linea allo studio. Grazie molte, grazie a Chiara Gagliani, al suo ospite, a Cristian Roque Allende, il nostro operatore. Una tragedia sul lavoro a Firenze, ci sono 3 morti ma un bilancio ancora incompleto, ci sono diversi feriti soprattutto sotto un'enorme massa di cemento perché è caduta una trave, è stato come un effetto domino, dopodiché sono
crollati altri piloni, un disastro, sono morti 3 operai, ma molti altri sono dispersi sotto le macerie. Vediamo il momento del crollo, sono immagini, vedete su in alto al centro, a un certo punto si vede proprio una struttura che cede, eccola lì, che cede, lì sotto c'erano squadre di operai ed è stata quindi davvero una strage. Queste sono le immagini della nazione di Firenze. Andiamo adesso invece a Treviso, in diretta da Francesca Bozza, perché per causa nebbia molto fitta molti voli sono stati cancellati, quindi caos nel traffico aereo e nel traffico a terra con i passeggeri in attesa. Te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, li vedi alle nostre spalle grazie alle immagini di Simone Merlo, questo gruppo di passeggeri. Da sottolineare che in questi minuti sono partiti diversi pullman in direzione Bergamo e Venezia, perché sono in questi 2 aeroporti che sono stati dirottati i passeggeri in partenza dal Canova. Oggi fitta nebbia sullo scalo trevigiano, che ha creato appunto un caos per i voli in partenza e in arrivo. Ringrazio il generale Giancarlo Iannicelli che è qui con noi. Buongiorno generale. Grazie a voi, buongiorno direttore. Ecco, chiedo subito generale perché quando ci sono episodi di nebbia così fitta all'aeroporto di Treviso si creano questi disagi, che naturalmente poi in tutti gli scali la nebbia non è così favorevole al lavoro degli aeroporti. Sì, non solo appunto sull'aeroporto di Treviso, certo sono aeroporti che riescono, diciamo, sono attrezzati meglio, però la nebbia è uno dei fenomeni meteorologici che limita di più il volo, soprattutto nelle fasi delicate quali il decollo e soprattutto l'atterraggio, perché la visibilità è naturale. Però ci sono sistemi di radioassistenza, quindi che permettono il volo, quindi l'atterraggio e il decollo strumentale, e naturalmente strumenti più sono sofisticati e quindi costosi, più permettono di sopperire a questo limite. Treviso, dopo i miglioramenti, forti miglioramenti che sono stati fatti negli anni precedenti, nei scorsi anni, abbiamo dei limiti, diciamo, abbastanza plausibili, nel senso che un aeromobile può decollare fino a 150 metri, quindi al di sotto non è previsto il decollo, e l'atterraggio sono 300 metri. Certo che è un aeroporto come Tessera, ma abbiamo visto che quando la nebbia è intensa, anche se in teoria con i sistemi tecnologici che hanno gli aeroporti principali, in teoria si potrebbe decollare e atterrare anche con visibilità zero, quindi il pilota non veder nulla e affidarsi solo ai strumenti. Ecco, disagi, abbiamo raccolto, tra un po' le sentiremo le reazioni, le voci di passeggeri che sono rimasti qui anche per 3-4 ore in attesa del loro volo, in attesa di capire quello che sarebbe stato poi il loro destino. I più lo hanno preso con un sorriso, certo c'erano molte famiglie con bambini anche piccoli, possiamo insomma immaginare quello che è il loro disagio. Intanto vedete alle mie spalle questi altri passeggeri che stanno ora per salire nel pullman per essere portati in un altro scalo. La situazione è di 4 voli dirottati a Venezia, 3 voli dirottati a Bergamo. Le compagnie aeree, questa è la nota ufficiale di Save, hanno predisposto il transfer dei passeggeri con autobus privati. Gli stessi voli sono ripartiti da Venezia e da Bergamo. Nel corso delle ore la situazione è sicuramente ritornata ad una sorta di normalità rispetto alle prime ore di questa mattina, quando questo piazzale che vedete qui era davvero invaso da centinaia di passeggeri in attesa di partire. Generale Iannicelli, tra quanto potremo liberarci di questa situazione, di questa nebbia? Sì, intanto grazie poi al riscaldamento del sole si allontana il punto di saturazione, quindi non c'è più la trasformazione del vapore in goccioline d'acqua e quindi la formazione delle nebbie. Quindi già sta migliorando notevolmente la situazione, ma la situazione generale migliorerà, è in corso anche questa di miglioramento, quindi domani in mattinata potremo avere, stasera ancora formazioni di nebbie che localmente potranno essere fitte, ma già un miglioramento veloce domani, e poi per domenica non è previsto più questo fenomeno, non è previsto domenica, ma neppure la prossima settimana. La nebbia che crea disagi negli aeroporti, ma che sicuramente non aiuta la questione smog, situazione che era rientrata grazie alle piogge dei giorni scorsi, ma che ora insomma, ripetiamo, questa nebbia non aiuta.
risvolto della medaglia è questo, quando ci sono condizioni di bel tempo, perché questo sarebbe tempo stabile dovuto anche all'alta pressione, ma come vedete purtroppo ci sono sempre dei risvolti negativi. L'alta pressione non permette il dissolvimento, permette cioè il ristagno di masse d'aria nei bassi strati, quindi là dove si produce inquinamento lì rimane, non si disperde nell'atmosfera e quindi i valori di conseguenza aumentano. In questo momento c'è una situazione un po' critica perché c'è comunque un'area di alte pressioni, quindi però non è forte come nel periodo scorso. Ecco, passati questi 2 giorni probabilmente si dovrebbero ristabilire le condizioni affinché l'inquinamento si disperda nell'atmosfera e quindi i valori andranno giù. Diciamo un momento critico oggi e domani. Grazie davvero al generale Giancarlo Iannicelli e io vi lascio con le voci che abbiamo raccolto poco fa di passeggeri in partenza che dovevano partire da Treviso ma che proprio a causa della nebbia hanno dovuto cambiare la loro destinazione e quindi anche prolungare il loro viaggio. E poi la linea può ritornare allo studio con Simone Merlo dal Canova. È tutto. E dobbiamo partire per Vienna. Sì. Qual è la situazione? E niente, che stiamo aspettando qui da quasi 3 ore forse e ci hanno dirottato il volo a Bergamo adesso e quindi stiamo aspettando di essere trasferiti lì e poi eventualmente partiremo da Bergamo alle 3, circa 7 ore dopo l'orario di partenza. Nebbia, si può fare poco riguardo le condizioni climatiche, sappiamo che l'aeroporto, la gestione sta facendo penso il possibile per aiutarci, per venirci incontro. Dovevo partire, non sono riuscito a partire purtroppo per adesso. Dove deve andare? Ad Anzica. A che ora avrebbe avuto il volo? Alle 8:30 sarebbe stato, purtroppo. Ha qualche informazione su dove sia stato dirottato? Dicono che il volo è a Bergamo, che l'aereo è a Bergamo e che è in attesa di condizioni meteo più favorevoli per poter atterrare qui. Però al momento non so niente, quindi sono in attesa. Com'è andata con la nebbia? Tutto a posto? Tutto bene? Da dove arrivate? Da Belgio. Da quanto aspettate? Dalle 8 di stamattina. Una bella attesa per un volo di poco tempo. Sì, adesso andiamo a Bergamo per partenza alle 15. Avevamo anche delle prenotazioni nel pomeriggio e quindi abbiamo dovuto chiamare per spostarle in altri giorni, almeno per avere rimborso o robe varie. La strage dell'autobus precipitato dal cavalcavia di Mestre, da molto tempo si stanno svolgendo delle perizie per accertare le cause di quel disastro. Oggi c'è stata una svolta, una perizia avrebbe accertato la rottura dello sterzo. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esattamente come hai anticipato, questa sarebbe un'ulteriore novità che emerge per quanto riguarda la perizia eseguita sulla bus della strage dello scorso 3 ottobre. In realtà è bene sottolineare che la perizia è ancora in corso e si dovrà capire precisamente in quale momento lo sterzo si sia rotto. Questo ovviamente sarà un elemento determinante nell'inchiesta. I periti dovrebbero proprio essere in grado di ricostruire dettagliatamente la cronologia del guasto grazie ad un'analisi specifica al microscopio dei frammenti della rottura. Quindi capite bene che sarà fondamentale questa ulteriore verifica, perché permetterà di capire in quale momento preciso si sia rotto lo sterzo, se all'inizio, e quindi in questo caso la responsabilità sarebbe completamente del mezzo, dello stato del mezzo e dello sterzo, oppure se in un secondo momento. Dovrebbe essere questione di giorni, forse qualche settimana. Ricordiamo che però i verdetti degli esperti che sono stati nominati dalla Procura, compresi quelli dell'ingegner Migliorino, detto il Mastino, sulla meccanica del mezzo, la tenuta strutturale del cavalcavia e anche le scatole nere, dovrebbero essere depositati a fine febbraio, come era stato anticipato e annunciato nei mesi scorsi. Per quanto riguarda ancora lo sterzo, è importante evidenziare che si sta lavorando su 3 momenti precisi, ovvero, come dicevamo, il fatto che potrebbe essersi rotto prima dell'incidente oppure dopo l'impatto o addirittura con la caduta. Quindi questo sarà fondamentale da capire. Ricordiamo anche che sulla possibilità del malore dell'autista ci sono 2 versioni contrastanti dei 2 periti, ovvero quella del medico legale
legale Viel che parla, che diciamo vede nella morte dell'autista con la caduta, ovvero a causa della frattura del cranio, quindi nessun malore, come avevamo specificato anche noi qualche settimana fa nei nostri servizi, però poi va in contrasto con la seconda perizia, ovvero quella della cardiologa che era stata poi nominata in un secondo momento, la cardiologa di Padova Gabriella Basso, che invece si era soffermata su una patologia coronarica di Rizzotto, che potrebbe essersi tradotta in alcuni malori cardiaci. Questo contrasto tra le perizie ovviamente la difesa dell'azienda di trasporti vorrà approfondirlo, in questo caso poi sarà la procura a fare gli ulteriori approfondimenti. Quindi le carte in tavola da scoprire sono ancora parecchie, ma mano a mano si sta arrivando in qualche modo alla verità e a che cosa può essere accaduto realmente quella tragica sera dello scorso 3 ottobre. Grazie molte, grazie Ilaria Marchiori, un passo in avanti delle indagini, ma rimane ancora un giallo prima di arrivare alla verità. Restiamo a Venezia, andiamo a Ca' Foscari, dove è in corso l'inaugurazione del 156esimo anno accademico. Ci sono stati disordini davanti all'università. Andiamo subito da Anna Maria Parisi. A te, Anna. Sì, buongiorno direttore, disordini molto accesi con toni veramente molto forti e momenti concitati. C'è stato un momento di alta tensione tra un gruppo di studenti che stava protestando ed è ancora sotto all'ingresso del Teatro Goldoni, ma è fermato da un cordone di uomini di forze dell'ordine, di polizia in assetto antisommossa. Studenti che protestano perché chiedono una casa, che per il diritto allo studio chiedono maggiori posti, maggiore residenzialità per gli studenti universitari, chiedono delle rette più basse. Ricordiamo che di media una retta a Ca' Foscari annuale si aggira intorno ai 1.700 e più euro, che diventano 1.900 euro per la magistrale. E nel frattempo è ancora in corso l'inaugurazione appunto dell'anno accademico 2023-2024 di Ca' Foscari, con la presenza di 43 rettori di università giunti da tutta Italia, con anche università private e non soltanto statali. Per il 156esimo anno di inaugurazione per Ca' Foscari è presente anche il ministro dell'istruzione Anna Maria Bernini, che è intervenuta anche con cifre snocciolate a noi giornalisti prima del suo intervento sul palco in merito ai fondi stanziati dal governo per l'università, che si traducono per quanto riguarda Venezia in 450 nuovi posti per la residenzialità e 4,5 milioni soltanto per l'ESU. Poi naturalmente, direttore, forniremo tutti i dettagli nel corso dell'edizione della sera. Quindi l'intervento anche del sindaco di Venezia, Luigi Brugnari, in merito all'idea e al progetto sposata dal governo di Venezia Città Campus, e quindi anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha annunciato nell'idea e progetto della Venezia Città Campus come rientri pure Treviso con i nuovi programmi in atto per la città della Marca. La polemica, dicevo, per quanto riguarda gli studenti è ancora in atto, studenti che avrebbero voluto prendere parte a questa inaugurazione ma sono rimasti fuori. Per il momento da Venezia e dal Teatro Goldoni, con le immagini di Sandro Ponchi è tutto. Linea a te, direttore. Grazie molte, grazie Anna Maria Parisi, a Sandro Ponchio. Ancora cronaca, sono scattate stanotte da parte dei Vigili del Fuoco le ricerche di un uomo di 71 anni che è scomparso da ieri pomeriggio nella zona di Revine Lago. Sono al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto e di Belluno, esperti in topografia applicata al soccorso, 4 unità cinofile, 3 unità del sistema aeromobile a pilotaggio remoto, l'unità del comando locale di Treviso coordinate dal capoturno provinciale. Sul posto ci sono anche i carabinieri.
Insomma, mobilitazione di molti uomini, di molti mezzi, ma al momento le ricerche non hanno dato esito. Aveva studiato un piano per far saltare in aria la casa dell'ex moglie che viveva con il figlio per poi uccidersi. È stato arrestato dai carabinieri un idraulico cinquantenne. Un piano studiato con cura, tagliare i tubi di casa, rientrare nella propria abitazione e togliersi la vita. Solo la prontezza di riflessi del figlio ha fatto in modo che questa sia solo una strage sfiorata. Tutto nasce nella notte tra lunedì e martedì. L'uomo, idraulico 49enne, da tempo separato dalla moglie, si presenta sotto casa della donna, si avvicina a un tubo del gas e lo piega. La donna si accorge della sua presenza e chiama i carabinieri. I militari arrivano, lo identificano. L'uomo pare andarsene, invece poco dopo ritorna e fora il tubo del gas. A sentire rumori strani, a notare il padre, questa volta è il figlio, che pronto ricontatta immediatamente il 112. Scoperto l'idraulico si allontana. I carabinieri tornati sul posto chiamano i vigili del fuoco per la sistemazione del tubo e avvertono il PM di turno che dispone l'arresto e la perquisizione della casa dell'idraulico. Qui i militari trovano un biglietto con le sue ultime volontà e un cappio pronto. Dell'uomo però nessuna traccia. Il 49enne è stato rintracciato e arrestato. Per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Un grave lutto per l'onorevole padovana di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini. È mancato dopo una breve malattia che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari il compagno Mauro Mason, padovano di 68 anni, laureato in geologia. Mason per molti anni era stato capitano di compagnia aerea, poi aveva intrapreso un'attività imprenditoriale. Molto noto e stimato a Padova, ma anche all'estero, dove era impegnato con le sue attività imprenditoriali legate sempre al settore del volo. L'onorevole Gardini ringrazia per il fiume di affetto che sta ricevendo in queste ore, che ancora una volta sottolinea quanto Mauro fosse amato da tutti per serietà, eleganza e bontà d'animo, e non è ancora stata fissata la data dei funerali. Veniva spesso a Focus Mauro Mason per accompagnare Elisabetta Gardini, ed era veramente una persona molto fine, molto educata e molto simpatica, quindi le nostre condoglianze più sincere ed affettuose per Elisabetta Gardini. La tragedia del ragazzo diciottenne che improvvisamente è deceduto ad Asolo, l'altro ieri i fiori dei suoi compagni di corso, e ieri abbiamo anche sentito le parole del padre di questo ragazzo. Adel, un angelo in terra, un ragazzo che praticamente non era d'accordo con questi tempi qua, perché non era il solito ragazzo di 18 anni, anzi era fin troppo maturo. Dalla sua ragazza che ci racconta che quando lo vedevano in giro dicevano che lui era il papà del gruppo perché era quello che doveva correggere gli altri se facevano qualcosa che non andava, dovevano fare le cose corrette, cioè non faceva le cavolate che fanno i ragazzi di 18 anni. Se lui diceva papà sono in discoteca, all'1:30 puoi venirmi a prendere, all'1:30 arrivava il messaggio sono qua fuori. Era un ragazzo che se doveva dire sono le 7, non credo di riuscire, non preparatevi da mangiare, se mi preparate da mangiare mettetemelo via perché comunque non arrivo, cioè un ragazzo d'oro. Se lui era fuori casa potevo dormire sonni tranquilli perché così come andava così tornava, perché non potevo proprio preoccuparmi di nulla. Cosa vi lascia Adel? Un'anima pura, questa è la parola che posso dire per descrivere Adel, un'anima pura. Cioè l'affetto che si vede, ogni persona che ha avuto a che fare con lui l'ha lasciato un buon ricordo. Io ho trovato messaggi di maestre delle elementari, ragazzi, l'allenatore di calcio che mi ha detto stamattina che l'ha visto 2 settimane fa, l'ha chiamato mister dopo circa 5 anni che non giocava più a calcio, cioè è sempre rimasto nel cuore di chiunque, Era un angelo. Cioè se Dio ha voluto così forse era fin troppo buono per questo mondo qua, quindi se l'è portato via anzitempo. La sofferenza di un padre per una morte davvero improvvisa.
Corriere del Veneto, vediamo i titoli di prima pagina, lo schianto sulla 4 di cui abbiamo parlato all'inizio, la vittima è la manager del teatro Salieri di Legnago, aveva appena 30 anni, la sua auto sarebbe stata tamponata da un'altra vettura e altri 3 mezzi sono stati coinvolti. Isabella 90, uccisa 8 anni fa, il fratello Paolo dice da allora mi guardo le spalle, teme ritorsioni e soprattutto non è d'accordo con la scarcerazione di Manuela della tabaccaia che aveva, dice il fratello, partecipato all'organizzazione del delitto. Medico muore di infarto a 28 anni, per Paolo Bianchi lo stesso destino del padre è accaduto a Verona. Marco Zabeo, un altro lutto, si spegne a 23 anni per la leucemia, l'appello social e il trapianto. Ancora il Corriere Veneto, muore poco dopo il parto per una malattia rara, i genitori, la tua breve vita un dono, ed è accaduto a Venezia. Multa e patente ritirata ad un automobilista vicentino che correva in pieno centro abitato a Fonte Alto a quasi 100 km all'ora. Probabilmente non c'era un autovelox, o sì, vediamo. Quello di questi giorni è l'ennesimo caso in cui gli utenti della strada, alcuni utenti della strada, non prestano attenzione o sono disattenti. Tra loro anche un quarantenne di Rossano Veneto che qualche giorno fa è stato pizzicato dalla telelaser della polizia locale dell'Asolano mentre alla guida della sua Citroen correva verso le 15 in pieno centro abitato a 98 km/h in un punto in cui il limite è di 50 km/h. Per l'automobilista è scattata una sanzione amministrativa di 543 euro e il ritiro della patente. Ma in questi giorni sono state altre 3 le persone alla guida fermate dagli agenti per eccesso di velocità lungo la strada provinciale che attraversa il centro abitato di Fonte Alto. Per tutte una sanzione di 173 euro e 3 punti in meno sulla patente. Ma come spiega il sindaco Migliorini, non si tratta di casi isolati. Circa un mese fa una giovane signora attorno ai 30 anni correva ad oltre 100 km/h lungo una viabilità del centro urbano del comune di Asolo e in quel caso la patente gli è stata non sospesa ma ritirata. Non solo controlli contro l'eccesso di velocità ma anche per l'utilizzo del cellulare alla guida o per mezzi sprovvisti di assicurazione e revisione. Un camion che correva lungo le nostre strade senza assicurazione, senza revisione e nel caso specifico il signore alla guida non aveva la patente adeguata per condurre il mezzo. Sul sentiero di guerra i sindaci della Riviera del Brenta nel veneziano perché non sono, dicono, stati coinvolti nel progetto della nuova Romea. Sindaci della Riviera del Brenta sul piede di guerra dopo il vertice di martedì scorso a Roma col ministro Salvini, la regione e i primi cittadini leghisti del territorio per discutere della nuova Romea. Loro però non sono stati coinvolti. L'essere stati esclusi da questo incontro, al di là della firma o meno, rappresenta una scorrettezza istituzionale, almeno nella visione che Dolo ma altri colleghi sindaci interessati al passaggio di questa importantissima arteria, che riteniamo fondamentale avvenga nella sua messa in sicurezza e poi anche nella sua evoluzione possibile. La nuova Romea, sia commerciale che come variante, sarebbe infatti un'opera che può impattare in modo estremo sul territorio. Tutti i progetti, tutte le ipotesi viste comportavano proprio uno sventramento tra le ville venete, all'insegna anche del Naviglio del Brenta, con un grado di vincolo importante, monumentale, storico e paesaggistico, tale per cui come sindaco, come ente locale, non possiamo essere esclusi. All'attacco anche il consigliere regionale Dem Montanariello, che spiega. L'assessore De Berti tenta di giustificarla dicendo che era in virtù di chi aveva firmato un documento che era stato presentato alle grandi stazioni ancora a dicembre. È una giustificazione che non regge, che non sta in piedi,
in quanto aveva convocato gli esponenti politici delle istituzioni per parlare di Nuova Romea e invece era venuta con un documento presentato in seduta stante chiedendo una delega in bianco, cosa che non è stata sottoscritta neanche dalle associazioni di categoria. Una partita neanche tutta di destra, ma tutta legata alla Lega. Immediata la replica del sindaco di Chioggia che ha preso parte all'incontro romano. Anche lui stesso non ha firmato quel documento che ovviamente era stato presentato quel giorno, e i sindaci che non sono venuti, ovviamente non è una questione di cattiveria, ma l'assessore De Berti aveva già detto al tempo che sarebbe andata dal ministro Salvini con una piccola delegazione di sindaci. Chiaro che ha chiamato i sindaci che hanno sottoscritto anche quel documento. La richiesta dei sindaci che non sono stati coinvolti è dunque chiara. Un dialogo franco, aperto e condiviso con tutti gli enti appunto competenti affinché ci sia un parlarsi assieme e nessuna imposizione calata dall'alto. Insomma, serve un tavolo, veramente vero tavolo condiviso fra tutti i sindaci interessati affinché la comunità possa essere protagonista nel proprio territorio. Invece a Bassano del Grappa, cittadini coinvolti direttamente nella lotta all'inquinamento attraverso dei bandi privati che prevedono dei fondi per rinnovare le caldaie o acquistare nuove piante. Vediamo. Tornano i bandi per gli incentivi per la sostituzione delle caldaie, della valorizzazione del patrimonio arboreo esistente dei privati e anche per l'acquisto di vasche di accumulo di acque meteorico. Queste in vista appunto anche di una tutela dell'ambiente. Appunto i temi sono l'aria, l'acqua e la terra e cerchiamo appunto in qualche maniera di dare risposte ai cittadini che magari hanno intenzione di fare appunto degli interventi a casa propria. Il comune di Bassano punta al verde e lo fa passando anche per le case e i giardini dei suoi cittadini. Al via una serie di bandi per i privati che potranno contare su finanziamenti da 700 euro ciascuno per le caldaie delle loro abitazioni, 800 euro per l'acquisto di piante e sistemazioni dei giardini, ovviamente con l'obiettivo di un aumento del verde in ottica anti-inquinamento, e 2.000 euro per le vasche di accumulo da interrare. Bassano e il suo territorio vivono letteralmente in un'isola felice e anche in questi giorni di nebbia l'aria da quelle parti è di qualità migliore rispetto ad altre zone del Veneto. Ma la situazione in generale è piuttosto preoccupante. Noi bassanesi effettivamente siamo fortunati, viviamo su un'oasi felice rispetto a quel catino che è la pianura padana, perché abbiamo l'influenza appunto della Valsugana, però anche è vero che avere degli impianti termici efficientati si riduce sicuramente le emissioni delle PM10, delle PM2.5 e soprattutto avere un patrimonio arboreo curato anche da parte dei privati sicuramente aiuta a diminuire gli effetti come le polveri sottili piuttosto che le CO2. Andiamo adesso a vedere che cosa sta accadendo sul fronte della politica in Veneto. È uno scontro aperto tra Fratelli d'Italia e Lega sul terzo mandato. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto. Sì a Zaia, dice la Lega, o andiamo alle elezioni da soli. Quindi è veramente una frattura all'interno della coalizione del centrodestra. Vediamo il servizio. Noi siamo favorevoli al terzo mandato per i sindaci fino a 15.000 abitanti, non siamo favorevoli al prolungamento del mandato ai governatori che hanno già avuto 2 mandati. È una porta in faccia quella del vice premier azzurro agli alleati leghisti, promotori dell'emendamento al decreto elezioni che vorrebbe invece superare il divieto del terzo mandato per i governatori, vero ostacolo alla ricandidatura di Zaia nel 2025, ma il centrodestra è quanto mai diviso tra Luca Ciriani, Friulano Doc e ministro per i rapporti con il Parlamento. L'alternanza potrebbe essere possibile, nessuno è eterno, neanche Zaia, le parole del meloniano che non lasciano indifferente nemmeno il diretto interessato. Mi sento un po' come San Sebastiano con le frecce che arrivano, replica il governatore veneto alla radio, ma io ho altro da fare, non ho tempo da perdere. Certo è che l'emendamento leghista depositato lunedì dai deputati veneti Stefani, Tosato, Bizzotto sta e giace alla Camera. Luca De Carlo, numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, evoca una strumentalizzazione. Lo trovo anche abbastanza, diciamo così, non dico strumentale, ma sicuramente che non persegue un interesse generale, ma magari un interesse particolare, visto che
chi lo propone sono 3 parlamentari veneti e l'allusione naturalmente alla possibilità di far fare il terzo, anzi il quarto mandato nel caso di Luca Zaia è abbastanza evidente, quindi invece io credo che su questo tema si debba legiferare sul principio generale. Insomma, tra alleati e il gelo, con Roberto Marcato che, seppure in rotta di collisione con il partito, sembra dettare la linea al carroccio. Il Veneto spetta alla Lega, altrimenti pronti a correre da soli, dice al portale Affari Italiani, dichiarazioni che fanno perdere ogni diplomazia allo stesso De Carlo. La sfida sembra aperta. Io, più che il parere di Roberto Marcato, preferirei ascoltare il parere delle migliaia di cittadini, milioni di cittadini veneti che solo nelle ultime elezioni hanno scelto Fratelli d'Italia. Ricordo a me stesso e anche all'amico Marcato che un veneto su 3 alle elezioni scorse ha votato per Fratelli d'Italia. Adesso attendiamo di vedere quanti lo faranno anche alle europee e poi serenamente discuteremo di chi sarà il miglior candidato del post Zaia. E ne abbiamo parlato ovviamente ieri sera a Focus. Sentiamo, tra gli altri ospiti c'era Luca Spavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Sentiamo cosa ha detto. Perché citando Tajani, che oggi è l'erede, diciamo, di Berlusconi, quindi insomma Forza Italia ha palesato questa idea. Io credo che non sia una questione meramente politica o legata solo al Veneto o al fatto che oggi in Veneto, siccome i dati sono diversi, tutti riconosciamo la capacità del governatore Luca Zaia e quello che è stato fatto fino ad oggi in questi 3 mandati, questo è il terzo, ricordiamolo, poi da quando c'è stato l'inizio della legge che dà il divieto ai mandati, automaticamente questo sarebbe il secondo, però ricordiamo che è sempre il terzo, quindi il quarto che andrebbe o potrebbe andare a fare se ci fosse la possibilità di questa legge sarebbe comunque un mandato in continuità a un governo che naturalmente avrà degli equilibri diversi. Oggi c'è una maggioranza legata alla lista Zaia stessa e alla Lega, con una minoranza, diciamo, interna alla maggioranza di 5 consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, qualcuno di Forza Italia e qualche indipendente. Domani naturalmente la maggioranza sarà totalmente diversa. Io credo però che, come è stato detto prima, lo ha detto anche Brachino, insomma. Luca Spavanetto ieri sera a Focus. Ieri è stata la giornata campale a Padova, è il caso di dirlo, per l'assedio dei 600 trattori che si sono concentrati allo stadio Uganeo. Vediamo i servizi di Valentina Visentin e di Chiara Gaiani. Risentiamo le voci degli agricoltori che protestano. La potenza del clacson dei trattori rappresenta la rabbia dei tanti agricoltori che questa mattina sono arrivati a Padova da tutto il Veneto, anche da fuori regione, Udine, Mantova e Piacenza, dalle 8:30 del mattino fino alle 13, quando l'ultimo convoglio di oltre 250 trattori ha fatto il suo ingresso nel parcheggio dello stadio Uganeo. Alla fine, secondo gli organizzatori, erano in 1000. Qui in Veneto abbiamo il problema che la regione Veneto, la VEPA, non sta pagando gli agricoltori, praticamente mancano oltre 200 milioni di soldi che devono arrivare nelle tasche degli agricoltori e che non abbiamo capito perché non stanno. Si danno la colpa il governo contro la regione contro il governo, fatto sta che gli agricoltori non portano a casa soldi. Una protesta per chiedere dignità per il loro lavoro, dai costi di produzione alti alla concorrenza sleale dei paesi europei. Stiamo già organizzando, vogliamo fare una protesta nei pressi di Vancimuglio, zona Gresignano, Vicenza Est. Lì è un luogo simbolo di quella dove è partito tutta la disgregazione del settore agricolo, la rovina del nostro settore. Quindi dopo 27 anni non è cambiato nulla, ma anzi le cose sono peggiorate, quindi vogliamo ritornare lì. Una protesta animata. Nel primo pomeriggio non sono mancati momenti di tensione quando un gruppo di agricoltori chiedeva di andare a piedi all'hotel Crown Plaza di Limena, dove era in corso una riunione di Confagricoltura Veneto. Ho detto così che possiamo andare. Facciamo gruppi da 10 e va bene. Grazie.
Fermati dopo un lungo confronto con gli uomini della Digos e gli agenti schierati per impedire il passaggio, alla fine gli agricoltori hanno deciso di rimanere nel parcheggio dello stadio, dove è arrivata una delegazione di Confagricoltura guidata dal presidente Lodovico Giustiniani. Quella d'Italia! Bravo! Tu! Veneto! Sì, però c'è... No, hai ragione. Comunque appoggiamo la cosa. Per quanto... No, ma assolutamente. Il confronto sul palco è stato animato, ma alla fine la giornata si conclude con i trattori che si rimettono in marcia per tornare a casa, pronti per manifestare ancora. Quindi la protesta non si ferma. Ieri ha tentato di calmare gli animi anche l'assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner. Non posso entrare sul libero mercato, è lo stesso tema dell'artigianato, del commercio, di chi che vende qualsiasi cosa. Che lei mi mostra cosa prende a fine mese? Ma perché uno deve per forza di cose? Se andiamo a buttarla in vacca, visto che parliamo di zootecnia, buttiamola in vacca. La giornata padovana dei trattori si è trasformata in un lungo confronto con la politica sul palco insieme agli agricoltori. Infatti ieri è salito anche l'assessore regionale Federico Caner. Il tema vero che loro hanno è che non è riconosciuto a loro il valore del prodotto finale, cioè i costi di produzione che loro hanno sono spesso molto più elevati rispetto a ciò che gli viene pagato del prodotto finale, del chilo di kiwi piuttosto che del litro di latte. Loro vogliono questo, vogliono che venga remunerato il giusto della loro produzione. Questo non è un tema semplice, perché è un tema che dobbiamo portare a livello nazionale. Non a caso mi hanno chiesto di portare avanti il progetto sui costi di produzione, di riconoscimento e sul tema delle pratiche sleali. Perché? Perché c'è qualcuno che purtroppo vende il prodotto sotto costo. Tra contestazioni e accesi dibattiti, Caner ha raccolto i malumori e la rabbia dei manifestanti. Le aziende agricole sono molto in crisi e non è da questo ultimo periodo qua. Sono anni ormai che siamo in crisi come aziende agricole. Vediamo il comparto del latte, vediamo un po' il biologico, vediamo un po' tutto quello che è la produzione agricola nazionale. Abbiamo le migliori colture a livello mondiale, abbiamo le migliori colture, i migliori prodotti. E noi però in Italia siamo soggetti a una burocrazia terribile. Vogliamo avere un reddito degno da poter continuare e investire anche nel futuro. Siamo giovani, vediamo anche in avanti, però con questa Europa che ci impone delle restrizioni sempre più aggressive nei nostri confronti non riusciamo più a affrontare tutto quanto. Ecco. La manifestazione va fatta pacifica. Sto d'accordo, bisogna che ascoltiamo tutti, però non coi promessi. Quasi è ora che voi fatti! Caner ha replicato anche al senatore bellunese Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura, che gli aveva scritto una lettera invitando la Regione a snellire la burocrazia per facilitare i pagamenti di Avepa. Ciò che dice il senatore Da Carlo mi ha scritto una lettera, non è corretta nei contenuti, perché oggi noi qua abbiamo spiegato ai contadini, agli agricoltori assieme alla VEPA qual è la situazione vera dei pagamenti. Abbiamo spiegato che il ritardo non è dovuto da una VEPA che lavora male, ma da un sistema nazionale che è cambiato, dell'AGEA, che per carità anche loro hanno avuto i loro problemi, perché passare da un sistema alfanumerico a satellitare, che significa un controllo, una mappatura di tutto il territorio, non è facile, c'è un tempo di adeguamento e vedrete che il prossimo anno non ci saranno più i tempi di quest'anno. È un tema che abbiamo spiegato e mi pare che l'abbiano anche capito. Domenica 28 aprile Papa Francesco sarà a Venezia, tra pochi giorni sarà reso noto il programma della visita del Pontefice, ma la macchina organizzativa è già in pieno movimento. Vediamo. Sarà una visita tendenzialmente in giornata senza pernottamento, quella che Papa Francesco farà a Venezia domenica 28 aprile, dedicata esclusivamente alla città di Venezia e per questo non inserita a ridosso delle altre due tappe che il Santo Padre farà successivamente a Nord-Est, il 18 maggio a Verona e il 7 luglio a Trieste. Il programma ufficiale della visita ancora non c'è, anche se è già stato messo a punto, in quanto i dettagli devono essere prima validati dalla Santa Sede. La messa del Papa, momento
momento culminante della visita sarà però celebrata in piazza San Marco con la Basilica Cattedrale sullo sfondo. Il Papa, come già annunciato, visiterà, sempre accompagnato dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, il padiglione della Santa Sede alla 60ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia nel carcere femminile, dove incontrerà alla Giudecca le detenute, poi abbraccerà i giovani della diocesi e celebrerà l'Eucaristia prima di ripartire per Roma. Una visita di cui siamo grati al Signore, una visita che ha un filo conduttore, certamente la carità e la cultura e il desiderio di incontrare la comunità ecclesiale che è in Venezia, la Chiesa che è in Venezia, la città che è in Venezia. Come sempre avviene in occasione delle visite del Papa in Italia, l'organizzatore ufficiale sarà la diocesi ospitante e dunque il Patriarcato di Venezia, che sarà il centro e punto di riferimento, e poi la Biennale per la parte culturale. Prepariamoci spiritualmente, prepariamoci personalmente, prepariamoci come comunità. È un evento di grazia, è un evento significativo, è un evento che deve rilanciare il nostro cammino di fede e la nostra testimonianza cristiana oggi nelle nostre terre, nella nostra città. Servizio di Lorenzo Maier, oggi in regia Tony Esposito e Italo Morao. Andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito da voi. La morte del piccolo Nicolò, un bambino che aveva ingerito dell'hashish trovato nella casa dei genitori, e sono stati inflitti 2 anni di reclusione con pena sospesa al padre della vittima, Diego Feltrin. Sentenza e motivazioni del patteggiamento proposto dalla Procura e accolto dalla difesa sono state rese note dalla GUP del Tribunale di Belluno, Enrica Marson. Ha patteggiato 2 anni di reclusione, pena sospesa, e non farà nemmeno un giorno di carcere Diego Feltrin, papà del piccolo Nicolò, morto il 28 luglio del 2022 in seguito ad una intossicazione da hashish. La soluzione della vicenda era già nota dall'inizio dello scorso gennaio, quando la difesa accolse la proposta di patteggiamento della Procura di Belluno in luogo del rito abbreviato. Feltrin era accusato di omicidio colposo, decadute le accuse di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e morte come conseguenza del secondo reato per la droga trovata in casa e nel corpo del bambino. Oggi la GUP del Tribunale di Belluno, Enrica Marson, ha reso noti sentenza e motivazione. A favore del 44enne principalmente l'accertamento della non volontarietà dell'accaduto. È quindi probabile che l'intossicazione acuta da hashish riscontrata dall'autopsia sul corpicino di Nicolò fu causata dall'ingerimento della sostanza trovata in casa. Inoltre, sia all'epoca dei fatti che successivamente, la condotta di Diego Feltrin è risultata irreprensibile. Incensurato prima e diligente oggi. Subito dopo la morte del bambino, il 44enne e la compagna si sono trasferiti fuori regione e la famiglia è seguita dai servizi sociali. Si chiude così una vicenda dolorosa che scosse l'intera comunità longaronese di Codissago, dove vivevano i Feltrin. Difficile scordare quel caldo pomeriggio di luglio, quando la notizia della morte del piccolo Nicolò squarciò la provincia intera. Sulle prime parve che il bimbo potesse avere ingerito qualcosa di velenoso mentre giocava al parco. Le indagini stabilirono al contrario che Nicolò e il papà non erano mai stati al giardinetto di Codissago e che la tragedia si consumò in casa, dove vennero trovate incustodite modiche sostanze stupefacenti. Vediamo una notizia dalla tribuna di Treviso. Spaccio ai minorenni fuori dalle scuole della Marca. È stata sgominata una banda di nigeriani, contestate dai carabinieri oltre 1000 cessioni anche in piazze e centri commerciali, un giro d'affari da decine di migliaia di euro. Il bar 98, siamo a Treviso lungo il viale d'Alviano, chiuso per 5 giorni dalla questura. A Capodanno un 16enne era finito in ospedale per coma etilico. La polizia, i controlli nei locali ed esercizi pubblici, ha detto la polizia, continueranno, e qui è il problema degli sciottini che purtroppo causano questi danni a tantissimi giovani. Vediamo.
Ha bevuto la notte di Capodanno tanto da sentirsi male. Protagonista è un 16enne che ha dovuto poi ricorrere alle cure sanitari a causa dei troppi drink bevuti all'interno del bar 98. Sul posto è giunta un'ambulanza del SUEM 118 che ha portato il ragazzino in coma etilico in ospedale a Treviso. Il questore Emanuele De Bernardin, dopo gli accertamenti, ha firmato un'ordinanza imponendo al locale la chiusura per 5 giorni a partire dal 14 febbraio. Il bar, secondo quanto ricostruito dagli ispettori della sezione amministrativa della questura, avrebbe servito alcolici a minorenni per tutta la sera di Capodanno, molti tra i 15 e i 17 anni, come riferito da alcuni testimoni. L'intenzione della questura è quella di aumentare i controlli nei locali del centro storico sensibilizzando i gestori. La titolare del bar, sanzionato, ha preferito non parlare a microfono. All'esterno del bar 2 studenti, frequentatori del locale, con fare stupito, ci dicono: No, a noi no, perlomeno. Noi no. Quindi a voi non hanno mai servito? No. Chiedono sempre solo a la maggiorenni. carta? Sempre chiedono anche la carta di solito. Chiedono la carta? Sì, il documento di identità, sì. Quindi non è... No, sempre giusti. Il provvedimento al bar 98, hanno fatto sapere dalla questura, si è reso necessario soprattutto per tutelare in via preventiva e cautelare gli interessi pubblici primari, quali la sicurezza e l'ordine pubblico, intesi in senso ampio anche come sicurezza alla salute e al benessere della collettività. Seguirà la messa in campo di ulteriori dispositivi ed iniziative da parte della questura di Treviso nei confronti dei locali ed esercizi pubblici del Trevigiano, tese a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, nonché a garantire in primis la sicurezza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande con lo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Diamo una notizia dalla Nuova Venezia: inciampa su un totem pubblicitario e si frattura. Il centro commerciale condannato a risarcire 100.000 euro alla cliente. Protagonisti della vicenda giudiziaria un'anziana e la proprietà dell'Auchan di Mestre. La signora era caduta camminando lungo il corridoio che separa i negozi dalle casse del supermercato. Era stato rapinato un militare americano tra Corso Palladio e Piazza Matteotti a Vicenza e sono stati identificati i responsabili dell'aggressione, 2 minorenni. Accerchiato e aggredito con un pugno da alcuni ragazzi che lo avevano poi derubato degli effetti personali in Corso Palladio. Un militare USA aveva poi chiesto aiuto al centralino dei carabinieri Setaf denunciando il fatto. Le indagini hanno permesso di focalizzare l'attenzione su un gruppo di ragazzi notati più volte nel centro cittadino. Grazie alla collaborazione con il NOS della Polizia Locale di Vicenza sono state analizzate le immagini della videosorveglianza e individuati i minori ritenuti responsabili dell'episodio. I militari del nucleo operativo Carabinieri Setaf di Vicenza hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento presso una comunità per minori nei confronti di uno dei due e alla denuncia in stato di libertà nei confronti dell'altro. Ancora dai giornali locali, questo è il Corriere delle Alpi, la prima pagina: inseguimento, l'incidente, la fuga a piedi dopo lo speronamento, caccia a 3 persone dell'Est. Le indagini in retromarcia sono andati contro la pattuglia dei carabinieri che li aveva bloccati a Borgo Valbelluna, illesi militari a bordo, la Chrysler sotto sequestro. Ieri l'incendio subito domato all'interno del carcere San Pio X di Vicenza. Un detenuto ha dato fuoco alla sua cella e il sindacato di polizia penitenziaria lancia un appello alla politica: serve un osservatorio delle carceri. Carcere San Pio X. Il giorno dopo l'incendio di una cella, il sindacato di polizia penitenziaria lancia un appello alle istituzioni: serve più sicurezza. Ieri l'ennesimo episodio che ha visto protagonista un detenuto difficile. L'uomo infatti ha dato fuoco ad alcune suppellettili all'interno della cella. Grazie all'intervento immediato della polizia penitenziaria si è evitato il peggio, è scattato il piano di sicurezza del carcere con l'evacuazione del reparto. Per evitare l'intossicazione dei detenuti ci sono stati attimi di tensione e 7 agenti hanno inalato i fumi. È l'ennesima prova del sistema penitenziario che sta andando alla deriva.
20 giorni di prognosi totale ai colleghi. La cella a cui il detenuto ha dato fuoco sarebbe rimasta seriamente danneggiata, così come il reparto che avrebbe riportato gravi danni. E allora il segretario nazionale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, Leonardo Angiulli, rilancia un'idea che Rete Veneta aveva già proposto nel 2019, l'istituzione di un osservatorio delle carceri, perché si possano misurare i miglioramenti e i risultati dell'azione politica sul sistema penitenziario. Riterrei che l'osservatorio proposto da Rete Veneta sarebbe auspicabile che andasse in porto per poter risolvere i problemi. Facciamo appello alla politica affinché possano portare uomini e mezzi per lavorare in sicurezza. Vediamo anche l'arena di Verona, scontri tra il Verona e il Napoli, 97 d'Aspo e 83 denunciati, ovviamente scontri tra tifosi. Il questore, oltre la metà, ha più di 30 anni, sono 46 napoletani, 23 gli scaligeri, hanno tutti tra i 15 e i 66 anni, solo uno è minorenne. Tra gli ultra scaligeri denunciati anche 4 tifosi del Partizan di Belgrado. Accusati di avere violentato una giovane, allora 21enne, dopo una serata in un locale di Treviso, seconda udienza a carico di 3 ragazzi, e intanto uno degli indagati ha chiesto l'accesso al rito abbreviato. Una serata da incubo e poi un risveglio drammatico. La giovane 21enne, originaria dell'Est Europa, si ritrova nuda nel letto della sua abitazione, cerca di ripercorrere le ore prima e di capire cosa sia accaduto. Ma poi la telefonata di un ragazzo che ha in mano alcuni suoi oggetti la riporta bruscamente alla realtà. Se mi dai 50 euro io ti riconsegno tutto. E poi la domanda: ma sei sicura di non essere stata violentata? Inizia così l'odissea della vittima, che prima va in ospedale a farsi visitare e poi in questura a presentare la denuncia. Accusati di violenza sessuale 2 giovani, un terzo, quello della chiamata, deve rispondere invece di furto, estorsione ed ora anche tentata violenza sessuale. L'avvocato di quest'ultimo ha chiesto la possibilità di accedere per lui al rito abbreviato. In aula erano presenti gli altri 2 imputati che hanno ascoltato la testimonianza di un loro amico che sarebbe caduto in qualche contraddizione e che avrebbe assistito alla violenza. Tutto è accaduto una sera di fine gennaio 2018. Gli indagati erano stati in un locale nei pressi di Viale della Repubblica e poi con questa ragazza erano andati a casa di lei, dove avrebbero abusato della 21enne. Prima in 2, poi si è raggiunto il terzo ragazzo, quello della telefonata, che aveva tentato di avere un rapporto sessuale con lei senza riuscirci. Andando via avrebbe poi preso degli oggetti della ragazza e avrebbe tentato di ricattarla chiedendole 50 euro. La mattina non ricordava nulla, ma avrebbe detto agli investigatori di essere stata forse drogata, ma in aula il perito della pubblica accusa ha spiegato che dagli accertamenti effettuati sui capelli della giovane non sarebbe stata riscontrata nessuna sostanza psicotropa. La prossima udienza sarà fissata per metà aprile. Sono sempre più numerosi i genitori che hanno problemi con i figli adolescenti, ci sono problemi proprio di disagio, c'è la questione del bullismo, ci sono problemi che spesso richiedono anche l'intervento degli psicologi. Se ne è parlato in un convegno da cui è risultato che molti genitori si rivolgono, non sapendo cosa fare, a certe volte ai consultori familiari. Al convegno c'era anche il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Vediamo. Notiamo che anche i genitori sono più fragili nell'affrontare le difficoltà dei figli e quindi domandano un supporto maggiore. C'è un numero crescente di genitori che si rivolgono al consultorio familiare di Treviso perché non sanno come comportarsi con i figli adolescenti. Al convegno per i 5 anni del servizio offerto dal Centro della Famiglia di San Nicolò, il tema emerge in tutta la sua prepotenza, più 15% nell'ultimo anno di accessi legati ai problemi dell'età evolutiva. Ci sono ragazzi che vengono a chiedere aiuto, supportati dai loro genitori, e quello del fenomeno del bullismo, delle bande a cui assistiamo non è, cioè è un problema, è una questione che domanda di essere affrontata insieme, non è soltanto una questione dei ragazzi, una questione del sistema in cui entrano. La fascia di popolazione che più delle altre chiede aiuto al consultorio è quella tra i 40 e i 60 anni. C'è un numero crescente di genitori che fa fatica a stare di fronte a figli che cambiano i linguaggi, gli stili e le modalità di relazionarsi alla vita, perché questo è un cambiamento repentino e continuo, e magari chi è stato genitore di un adolescente 5 anni prima
Con il secondo figlio si trova di fronte a una realtà completamente diversa. Gli stessi oratori, dice il vescovo Monsignor Michele Tomasi, vanno potenziati per diventare presidi contro il disagio giovanile e il bullismo. Ma sono i genitori ad avere il ruolo principale. Smettano di comportarsi da adolescenti, ammonisce il vescovo, e diventino modelli solidi e credibili per i figli. Hanno bisogno di sentire degli adulti di riferimento che facciano gli adulti e che dicano loro che li prendono sul serio, che li aiutano, ma anche che li stimolino. Forse potremmo lavorare su questo, prendere sul serio la potenzialità della gioventù, che è sempre la stessa, perché c'è la ricchezza della vita, prenderla sul serio e però dare spazi pubblici di accoglienza. E di accoglienza, seppure con una diversa accezione, parlerà sabato a Santa Maria del Sile proprio il vescovo, che alle 18:30 presiederà alla celebrazione della messa nella parrocchia di Don Giovanni Kirchner, contestato per aver ospitato dei senza dimora in chiesa. Monsignor Tomasi e Don Giovanni si sono incontrati proprio in occasione del bilancio del consultorio, con il vescovo che ha fatto sapere che la richiesta di rimozione del sacerdote corredata da firme non è di fatto mai arrivata in vescovado. Anche in Friuli Venezia Giulia, minorenni sempre al centro di episodi di cronaca. Qui siamo a Monfalcone, il piccolo baby gang sfonda la vetrina del negozio etnico dopo aver tentato di pagare le patatine con soldi finti. Protagonisti dell'episodio che ha terrorizzato figlia e papà bengalesi e alcuni giovanissimi che hanno circondato il negozio a Carnevale. Ancora furti, tanti furti, è stato immortalato dalle telecamere mentre in 3 episodi diversi fra il 28 gennaio e il 4 febbraio scorso ha tentato altrettanti colpi con scasso ai danni di 2 bar e di una pizzeria nel pieno centro di Belluno. Non è potuto sfuggire alla giustizia un 44enne bellunese individuato dagli investigatori della squadra mobile della questura del capoluogo quale autore dei 3 tentativi di furto con scasso. Il GIP del Tribunale ha accolto la richiesta di misura cautelare della Procura e ha emesso un'ordinanza che dispone per l'uomo il divieto di dimora in provincia. Nella giornata di ieri la squadra mobile ha dato esecuzione all'arresto. Andiamo adesso a Milano perché si è svolta la seconda autopsia sul corpo di Liliana Resinovic nel tentativo di svelare il giallo della sua morte. Vediamo. Una nuova ispezione sul cadavere di Liliana Resinovic si è svolta oggi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Il nuovo esame, a cui ne seguiranno altri, è stato reso possibile dalla riesumazione del cadavere martedì mattina al cimitero di Sant'Anna che Tele4 ha seguito in diretta a Sveglia Trieste. L'autopsia è stata condotta dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, a cui la Procura di Trieste aveva dato l'incarico di redigere una perizia medico-legale per fare chiarezza sulla morte della 63enne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Il suo cadavere era avvolto in 2 sacchi neri, la testa infilata in sacchetti di plastica tenuti da un cordino. Gli accertamenti hanno luogo all'obitorio dell'Università Statale di Milano. Agli esami hanno assistito i consulenti del fratello, della nipote, della cugina e del marito di Liliana. Le prime verifiche, informa l'avvocata Federico Bizzi, che assiste la nipote di Liliana, Veronica Resinovic, sono state svolte in modo molto minuzioso, sono stati fatti dei rilievi e ce ne saranno di nuovi. Sono quindi previste prossimamente nuove convocazioni delle parti a Milano. Gli esiti, ricordo Bizzi, dovranno essere consegnati entro 90 giorni. Ancora tanti misteri anche sul vero posizionamento del corpo della vittima nel boschetto di San Giovanni, dove i nostri colleghi di Tele4 sono tornati insieme a Claudio Sterpin, l'amante della donna. Il corpo che mostra lì proprio qua, adesso lo facciamo insieme volentieri, il 5 è stata trovata. Sì. Nei primi alberi che sei là, per 2 settimane o un paio di settimane ho posato la mia rosa, perché ella la trovava il martedì la rosa quando arrivava a casa mia, perché prima che tagliavo una di quelle che avevo in orto invece che là, ecco, così, un pensiero. E subito dopo, quando non c'è più rose in orto perché finisce la stagione, mi la facevo trovare comunque. Allora, là sono andate le prime 2 rose, penso 2. Subito dopo, Covalero mi ha portato qua per la primissima volta, era tutto quanto contornato, di nastro, e mi ha detto che era stata trovata là.
Per cui questo diventa il logo simbolo, dove da 2 anni mi portavo la rosa qua. E invece? E invece, per quanto riguarda che ha tirato fuori Giampaolo Sarti, sembra, o almeno così ha detto lui, è anche un... Prima, allora lui lo ha detto perché gli era qua il 14, per questo che è venuto il 14 dicembre scorso. Leggendo tutti gli atti, ecco, per lui l'ha trovata qua. Dove? Allora, seguiamo Claudio Sterpin, dove sembra che dagli atti il ritrovamento invece sia ascrivibile a un altro punto di questo boschetto di San Giovanni. Cioè, alla fine della rete, dove c'è il gomitolo di rete raccolta, eccola là, e qua al limite del costone, perché ancora... Quindi più nascosta, diciamo. In qualche maniera, perché secondo me, allora, torniamo indietro di 2 anni e rotti. In quel periodo questo posto, tutto poteva essere somigliante a questo, secondo me. Sì, perché collegamento... Cioè, detta in Triestin, era una graia. Era una graia, eccolo. E chi l'ha portata qua non può essere entrato se non con quei calzoni da lavoro di telone, eccetera, antispine, anti-eccetera, secondo me. Adesso, da pochi giorni, che io sono entrato in possesso, perché le immagini volano. Entrato in possesso, diciamo così, delle foto relative... 2 foto del ritrovamento, eccolo. Allora, adesso siamo assieme, sotto d'Ela, e se vedi chiaramente, c'è un sacco di edere, no? E là non c'è. Questo è un mare di edera, giusto? Questa in terra. Ad ogni modo lei è vicino alla rete, quindi comunque è da questa parte. Per cui là non può essere perché non c'è. Allora andiamo in qua, perché bisogna andare in cerca di quella rete, eccola. Io propendo per circa qua, a occhio. Claudio Sterpina al microfono di Marco Stabile nel boschetto di San Giovanni. Chiudiamo con una notizia del Messaggero Veneto, in regia Antonio Esposito e Italo Morao. A Gemona un malore improvviso nella notte, addio al coordinatore della Protezione Civile Contessi, aveva 57 anni ed era molto, molto noto ed apprezzato. Andiamo in pubblicità, torniamo subito tra 1 minuto e mezzo. Sono stati scelti attraverso il concorso indetto dall'Associazione Nazionale Alpini il manifesto ufficiale e la medaglia commemorativa della 95esima adunata nazionale degli alpini che si svolgerà a Vicenza. Sul retro della medaglia compare l'ossario del Pasubio. Debuttano oggi i simboli del grande evento nazionale alpino di primavera a Vicenza, il manifesto ufficiale e la medaglia commemorativa scelti con un concorso indetto dall'ANA Nazionale, ne autore Tommaso Tomelin del gruppo Alpini della Val Sugana. Sul manifesto della provincia più alpina d'Italia fare da sfondo è Piazza dei Signori, salotto di Vicenza, con i suoi monumenti simbolo, la Basilica e la Loggia del Capitaniato, entrambe a firma di Andrea Palladio, e la medievale Torre Bissara. Loggia del Capitaniato che torna anche sullo sfondo della medaglia commemorativa. I 3 archi si accendono per l'occasione dei colori della bandiera italiana, in primo piano un alpino con lo zaino, a simboleggiare le migliaia di penne nere che raggiungeranno Vicenza per la 95esima adunata. Sul retro della medaglia il logo dell'Associazione Nazionale Alpini, la scritta commemorativa dell'adunata di Vicenza del 10-12 maggio, lo stemma del comune e l'ossario del Pasubio a raffigurazione della sezione ANA ospitante Vicenza Montepasubio. Servizio di Luisa Bertini, si svolgerà a Bassano del Grappa il prossimo fine settimana il rally di auto storiche. In gara ci saranno anche 2 equipaggi padovani. 2 equipaggi padovani parteciperanno alla Coppa Attilio Bettega, il rally internazionale di regolarità di auto storiche che si svolgerà il prossimo 17-18 febbraio. La partenza a Bassano del Grappa e dopo aver transitato nei vari paesi dolomitici le auto in gara faranno ritorno proprio nella cittadina bassanese. Alla gara parteciperanno 60 equipaggi da tutta Europa. I 2 equipaggi padovani arrivano dalla zona termale. Il primo è guidato da Fabio Legnaro, noto ristoratore di Torreglia,
famiglia con il navigatore Claudio Rosina. Viaggeranno a bordo di un Alfa Romeo GT del 1973, mentre il secondo equipaggio è quello formato dal rallista padovano Marcello Bernardi e da sua nipote Valentina a bordo di una Porsche del 1984. Le auto partiranno ogni minuto e sono previste 7 prove speciali. La media richiesta deve essere di 46 km orari. In totale le auto dovranno percorrere ben 360 km tra Veneto e Trentino Alto Adige. La gara prenderà il via alle 13:30 di sabato 17 a Bassano e si concluderà verso le 2 di notte di domenica con le premiazioni previste alle 10. Valentina Visentin, e chiudiamo con una grande band ed è già calcio al biglietto per le 2 date dei Pooh in concerto in Piazza San Marco il 5 e 6 luglio. Suoneranno anche a Marostica e in altre località del Veneto. Il gruppo capitanato dal Veneto Red Canzian parteciperà al tour Amici per sempre. Il giorno dopo l'annuncio, per le nostre reti hanno raccontato le loro emozioni per quello che si annuncia come un grande evento, anche perché i Pooh suoneranno insieme all'orchestra ritmica sinfonica del maestro Diego Basso. Sentiamo. Come per Zucchero, Bocelli, Ennio Morricone e lo scorso anno per Laura Pausini, che si è esibita in una Piazza San Marco bagnata dalla pioggia e dall'acqua alta, Piazza San Marco si prepara ancora a 2 serate sold out la prossima estate per il doppio concerto dei Pooh il 5 e 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia con inizio alle ore 21. Saranno certamente 2 serate magiche, parte del tour dei Pooh Amici per sempre, per le quali è già partita la caccia al biglietto. Sarà tutto esaurito a nemmeno 24 ore dall'annuncio. Oggi i Pooh, guidati dal Veneto e trevigiano doc Red Canzian, da Milano hanno regalato una preziosa anteprima alle nostre reti, raccontando le sensazioni e l'attesa di esibirsi a San Marco. Io da Veneto sono estremamente felice e orgoglioso che questo accada. Suonare lì sarà veramente una grande emozione. Ma andavo a Venezia con mia madre, ero bambino e non avrei mai immaginato di andare a fare un concerto in un posto così bello. Sarà emozionante, incredibile. La mia mamma ha fatto col mio papà, adesso mi hai ricordato, i 50 anni di matrimonio. Ma che bello! No, sarà da piangere. Allora, Piazza San Marco, anche noi vedremo la Basilica mentre suoniamo, vi aspettiamo. L'invito non cadrà nel vuoto, visto che oggi pomeriggio, a poche ore dall'apertura delle prevendite, che sono iniziate ufficialmente stamattina alle 11, risultavano disponibili online solo ancora pochissimi biglietti, quasi esclusivamente di prima categoria tra le 7 in vendita. Ma i Pooh avranno il tributo riservato a San Marco solo ai più grandi. Servizio di Lorenzo Maier con il nostro amico Red Canzian, Roby Facchinetti, Todi Battaglia e Riccardo Fogli. È tutto per oggi, ci vediamo stasera a Focus, se lo vorrete, alle 21:15. Grazie ai nostri registi Tony Esposito e Italo Murao e buona giornata.